Buonasera mister Chinnici. Allora, punto prezioso oppure qualcosa da recriminare per i suoi ragazzi? Un primo tempo regalato, quindi siamo andati in difficoltà, non siamo stati quelli che siamo di solito, poi compromessa dall'inferiorità numerica, tutto il secondo tempo in 10 uomini, però paradossalmente nel secondo tempo abbiamo avuto quel piglio in più, quella voglia in più di andare ad acciuffare la vittoria. Abbiamo avuto qualche occasione pure, però oggi è andata così, quindi va bene questo risultato. La sensazione è che i suoi ragazzi avessero più energia, più benzina sulle gambe nei minuti finali della partita e che potessero addirittura provare a vincerla. Sì, ma infatti ci abbiamo provato fino alla fine, infatti ho fatto in inferiorità numerica 3 cambi offensivi per cercare appunto di andarla a prendere questa partita. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, quindi onore anche all'Ascari che ha fatto la sua onesta partita. Poi, obiettivo stagionale del San Giorgio Piana. Ma siamo una neopromossa, quindi sappiamo che campionato dobbiamo fare. In questo momento siamo dentro la griglia playoff a 13 punti con una partita che comunque l'abbiamo vinta, quindi siamo a 16 punti, quindi siamo secondi a 2 punti dalla prima, quindi siamo contenti della classifica, però non contenti della prestazione odierna, dobbiamo dare sicuramente molto di più perché così si rischia che vanifichiamo il lavoro durante la settimana e quindi non va bene, dobbiamo darci una svegliata perché altrimenti così sembriamo dei coglioni in campo.